Il problema della viabilità a Campoformido, in particolare via Bonazzi, via dei Prati, quella zona residenziale, come lo risolviamo? Ma lo risolviamo con quella che è l'unica soluzione definitiva e comunque efficace ed efficiente nel tempo, che è la tangenziale sud. Le pretestuose bretelle che in questi anni sono state portate avanti da progetti e già avviati dall'attuale maggioranza sono delle risposte assolutamente inadeguate ad un problema che è strutturale. Non si può dare una soluzione totale e definitiva ad un problema di questo tipo con lo spostamento di determinati problemi da una zona ad un'altra del nostro territorio. Semplicemente l'idea che è stata presentata e che siamo riusciti come opposizione a bloccare attraverso il piano di struttura recentemente in Consiglio Comunale è un'idea assolutamente inadeguata, perché spostare quelli che sono i problemi dei cittadini di Campoformido all'interno del centro storico su zone residenziali come via Bonazzi, come via Vecchia Postale, come tutta la zona limitrofa e residenziale che è stata creata in questi ultimi anni, è una cosa che ritengo assolutamente quasi un delitto nei confronti di chi ha fatto una scelta residenziale di tranquillità e di possibilità di vivere in un luogo sereno e libero. Una soluzione di questo tipo farebbe nient'altro che andare a impedire a queste persone di avere realizzato quello che è stato il sogno andando a suo tempo a comprare queste abitazioni. Quindi diciamo assolutamente no nel modo più forte che possiamo, per fare in modo che queste cose vengano subito tramontate e la finiscano quindi anche di agire nei confronti dei cittadini di Campoformido con delle spese inutili di progettazione che in questi anni sono state sostenute da questa amministrazione.